Cattedrale di San Gerlando. Mentre spunta la notizia che per la messa in sicurezza serviranno altri soldi, nessuno dice nulla sulla messa in sicurezza del costone. Almeno ufficialmente non si sa nulla su questo versante. L'unica cosa certa è che il progetto, finanziato dall'Arcidiocesi di Agrigento e dalla Regione, dovrà essere modificato inserendo delle nuove catene e un sistema di palificazioni riguardo la facciata nord della cattedrale. Pochi credono che la Chiesa Madre di Agrigento possa essere riconsegnata al culto dei fedeli entro febbraio prossimo in occasione della ricorrenza di San Gerlando. Potrebbe essere, ma con il cantiere aperto. Gli ulteriori lavori previsti verrebbero eseguiti con fondi della Conferenza Episcopale Italiana, ma bisognerà fare presto per non peggiorare lo stato della struttura. E come dicevamo, a preoccupare è il silenzio che ruota attorno alla questione del Colle, del cui consolidamento nessuno parla più, eppure il progetto era stato dato per pronto entro la fine del 2018, ovvero tra pochi giorni.